L'Istituto Professionale Agrario Stefano Sabatini di Pozzuolo del Friuli è la più vecchia scuola agraria della regione Friuli-Venezia Giulia. Dal 1881 la scuola ha sede a Pozzuolo e al giorno d'oggi consente di rilasciare il titolo di tecnico agrario con la specializzazione in gestione delle risorse forestali e montane e valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio. L'Istituto dispone di moderne aule, laboratori, l'azienda agraria annessa, la fattoria didattica, le serre e il convitto annesso. L'Istituto si caratterizza per l'elevata laboratorialità dei suoi insegnamenti, della didattica con frequenti visite sul territorio e per l'alternanza scuola-lavoro. Il titolo di studio che viene rilasciato consente un immediato inserimento nel mondo del lavoro oppure la continuazione degli studi in ambito universitario o nei corsi post-diploma. In prossimità dell'istituto è presente il Museo della Memoria Contadina che raccoglie circa 1000 testimonianze della storia dell'agricoltura del Friuli Venezia Giulia e comprende altresì una sezione sul villaggio neolitico di San Mardenchia. L'Istituto Professionale Agrario Stefano Sabatini è valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio. L'Istituto Professionale Agrario Stefano Sabatini si caratterizza per una didattica di tipo laboratoriale. Gli insegnanti accompagnano i ragazzi nei vari laboratori dopo le lezioni teoriche in modo da farli avvicinare alla concretezza dell'agricoltura in regione e nel nostro territorio. Una volta fatte le esercitazioni di laboratorio ci si reca in azienda, in campo, in serra per poter avere visione dei ritmi dell'agricoltura durante l'anno in funzione delle semine, delle raccolte e delle trasformazioni dei prodotti agricoli. L'Istituto Professionale Stefano Sabatini è gestione delle risorse forestali e montane. L'Istituto Agrario è dotato di annesso convitto, è frequentato solo dagli studenti che frequentano l'istituto, abbiamo delle rette particolarmente interessanti e ospitiamo i ragazzi tutta la settimana dal lunedì al sabato mattina compreso. La struttura convittuale è di fatto un albergo che si occupa non solo di residenzialità ma anche di convittualità. Ci sono molte attività ricreative, sportive e culturali, perché scopo del convitto non è solamente quello di offrire una didattica di doposcuola, ma anche quello di promuovere la conoscenza del territorio, poiché vi accoglie studenti da un bacino di oltre 150 km che provengono dalle diverse province.